La sua valutazione anche sugli impianti che si dovranno costruire, c'è l'intervento della magistratura, Girgenti Acque farà gli impianti di depurazione? Sì, ci sono, e della rete idrica ovviamente. Ci sono tutta una serie di interventi che a breve potrebbero andare in attuazione, mi riferisco alla rete idrica di Agrigento come anche agli impianti di depurazione che sono stati commissariati dal commissario governativo Rolle. È chiaro che anche su questi aspetti bisogna essere molto chiari e bisogna attenersi alle procedure indicate dalla legge. Noi non vogliamo perdere nessun finanziamento, vogliamo essere ossequiosi delle procedure e delle competenze assegnate agli enti. Per questo abbiamo chiesto alla Regione Siciliana e lo abbiamo chiesto anche al commissario Rolle che a noi non interessa in questa fase chi realizza le opere, a noi interessa che le opere vengano realizzate secondo delle procedure di carattere trasparente che non diano adito a nessuna presa di posizione in consulta.